Allora, buonasera da Catania Creativa, siamo in compagnia di Mirko Stefio, Generazione Basta Già, e siamo qui per parlare di un grande momento, oserei dire storico quasi, che avverrà in quel di Pergusa il 29 maggio, ovvero una riunione di tutti i movimenti e partiti autonomisti ed indipendentisti. E quindi chiedo a Mirko di parlarci di questa iniziativa. Innanzitutto complimenti perché sei riuscito a fare una cosa che finora nessuno era riuscito a fare, ovvero quantomeno a farli incontrare tutti insieme e a cercare di parlare. E diciamo che i complimenti vanno a tutto il gruppo di Generazione Basta Già, instancabile, che sempre si prodiga perché tutti si incontrino, anche perché la modalità parliamo con tutti e cerchiamo di trovare punti di incontro anziché di scontro ha portato al frutto che è quello che sarà il 29 di Pergusa, che è un punto iniziale, non è che è la conclusione, poiché diciamo che siamo in un momento storico importante dove abbiamo la necessità di trovare dei punti di riferimento, dei punti catalizzatori affinché tutto il gruppo della sfera autonomista indipendentista si raccolga in un terzo polo differente da quello che è la destra o la sinistra, che poi noi la definiamo il partito colonialista italiano, che praticamente ormai gestisce totalmente l'isola. Siamo nel limbo di questo partito unico tra destra, tra centrodestra e centrosinistra, e noi chiaramente siamo lì ad osservare mentre loro ci danno le regole, le direttive, e noi praticamente non abbiamo il nostro peso politico per poter dire no, perché culturalmente noi non siamo come i veneti, rispettando per carità la cultura dei veneti, non siamo come i calabresi, non siamo come i campani, siamo semplicemente diversi. Questo non significa che di essere superiori o inferiori, ma per esempio in un problema o in una problematica come quella che stiamo vivendo del lockdown, a noi ci chiudono per esempio alle ore 22, significa chiaramente ucciderci, quando la nostra cultura impone che noi ceniamo alle ore 23 per esempio. E quindi è chiaro e va da sé che questa mancanza di sostegno da parte della classe politica, che ormai è imbarazzante sotto tutti i punti di vista, a cominciare da quell'Ars che andrebbe realmente abbattuta sotto tutti i punti di vista, è chiaro che abbiamo la necessità di trovare dei punti di incontro con coloro che hanno un'anima indipendentista ed autonomista, in qualche modo trovando quello che sono i punti in comune per poterci raccordare e magari vedere un futuro. Esatto, a proposito di futuro, quindi è una cosa fatta esclusivamente o anche in vista delle prossime regionali? Guarda, la verità è che oggi ci troviamo di fronte a una situazione elettoralista davvero assurda, perché la legge truffa dello sbarramento del 5% alle regionali la dice tutta, perché lo sbarramento del 5% non lascia posto a quello che potrebbero essere le espressioni delle minoranze. Quindi tu o vai al centrodestra o vai al centrosinistra e devi trovare per forza accomunanze che poi di fatto non stanno né in cielo né in terra. Casualità vuole che i movimenti indipendentisti, quelli reali, non vogliono stare né al centrodestra né al centrosinistra, poiché vedono chiaramente non vedono alcun legame con quello che sono i partiti romani. Il problema fondamentale è che 391 circa comuni in tutta la Sicilia sono del partito colonialista italiano, cioè tra centrodestra e centrosinistra, che già gestiscono la politica italiana e gestiscono la politica siciliana. Quindi i padroni italiani gestiscono chiaramente i comuni siciliani e non abbiamo nemmeno un rappresentante. Quindi pensare di poter andare a vincere una competizione elettorale così agguerrita sarebbe davvero utopia, anche perché oggi purtroppo la politica entra nell'ambito chiaramente economico e siamo in qualche modo ingabbiati in quello che è la questione economica, che chiaramente non ci sorride assolutamente. Intanto quello che ci interessa riflettere e pensare è cercare di creare una rete unica tra i vari partiti e movimenti affinché ci sia un unico contenitore. Una volta che siamo su un unico contenitore possiamo creare un ottimo contenuto che ci possa prospettare a un futuro sicuramente migliore. Dobbiamo cercare di capire che noi dobbiamo creare una carta di credito da qui a 6 anni e creare i presupposti prima di effettuare una base importante, prima di pensare alle altezze. Ok,
E senti, tu parlavi appunto a proposito delle regionali, bisogna fare una base, eccetera, però già avete un'idea, ovvero si propende di più per accodarsi in qualche modo, metto tra virgolette questa parola, ad un partito già esistente o si vuole creare una situazione completamente nuova? Alias nuovo partito, oppure ecco, spiegaci meglio questo aspetto, qual è la prospettiva? La prospettiva purtroppo prescinde dalla volontà di Generazione Basta Già. Posso solo dire che con tutti i soldi che sono stati spesi a fare statuti di partiti e partitini, oggi avremmo avuto sedi in tutta la Sicilia, perché poi di fatto sono partiti e partitini che più che partiti e partitini o movimenti sono dei circoli in qualche modo, chiamiamoli intellettuali, laddove ci sia in qualche modo uno studio. La cosa che noi di Generazione Basta Già stiamo comunque creando a Catania è sicuramente innanzitutto una sede, perché io che ho un'anima indipendentista devo capire dove devo andare. Se non c'è una sede non posso andare a casa per esempio di Monica o a casa di Giuseppe o a casa, devo andare nella sede del partito, del movimento. La prima cosa che si deve fondare in un partito è il partito scuola, perché noi andiamo in lotta non soltanto contro il colonialismo, ma soprattutto contro le scuole aberranti che non danno una reale verità su quello che è stato diciamo così, l'unificazione d'Italia dal 1861 in avanti e quello che poi è stato il risorgimento, eccetera eccetera. Quindi andrebbe rifondata una questione storica, e la questione siciliana oggi nel XXI secolo. Proprio per questo bisogna, in questa carta di credito che dicevamo poc'anzi, da qui a 6 anni, creare le future generazioni che siano la gestione reale di un futuro movimento, che possa avere una base solida per andare a lottare contro quei partiti che ormai sono consolidati nel panorama elettoralista, proprio perché noi dobbiamo andare a lottare contro il nemico, che è sicuramente il partito romano, ma anche contro i nemici che si chiamano sicilianoidi, li chiamiamo così, che sono siciliani convinti di essere italiani, perché chiaramente hanno avuto un cortocircuito di 160 anni di unificazione e li hanno convinti che la bandiera che abbiamo dietro non è la nostra bandiera, ma è la tovaglia da tavola del famoso tricolore. E senti, a proposito appunto dei partiti autonomisti, indipendentisti, eccetera, voi per quanto riguarda lo statuto in particolare, ne vogliamo parlare? Cioè, perché chiaramente tu parli di partiti italiani o com'è che li definisci? Italidioti, ok. E chiaramente tutto questo discorso lo fai perché ti preme portare avanti un discorso, e per chi magari non ha le idee molto chiare, ecco, spieghiamo cosa significherebbe l'applicazione dello Statuto della Sicilia, una reale applicazione dello Statuto siciliano, ai nostri, insomma, per i nostri interessi. Ma intanto dobbiamo capire una cosa, che tutti i movimenti di liberazione, come in tutto il mondo, devono avere un'unica voce. Nel 2021 è impossibile credere che ci sono 161 sigle che portano avanti un progetto ma che non riescono a trovare uno sbocco, proprio perché sono 161. Dividi et impera, lo dicevano i nostri amici latini, che chiaramente ci hanno anche loro governato nei tempi romani, e quindi dividevano e loro imperavano. Il problema fondamentale è che ci deve essere un'unica via. La questione siciliana si fonda nel 1945 e poi chiaramente 46 sulla questione ovvia dello Statuto d'autonomia, che poi è stato svuotato praticamente del suo valore. Quindi il problema dello statuto è un problema grave, che se fosse applicato integralmente avrebbe un suo valore, perché la natura pattizia tra i due stati, Stato Sicilia e Stato Italia, nasce proprio con il concordato che poi è lo Statuto d'autonomia, ma già nell'articolo 1 dovrebbe essere abrogato che lo Statuto ha validità solo ed esclusivamente se noi siamo colonia italiana, il che vuol dire che loro già ci hanno definito come la loro colonia, che poi io aggiungo di sfruttamento, perché hanno ucciso le nostre culture endogene, hanno lasciato che invece si facessero chiaramente quello che sono lo sventramento delle coste più belle che noi abbiamo in Sicilia, perché dovevano fare i giacimenti petroliferi, la raffinazione, che chiaramente noi paghiamo col costo sia dell'impatto ecologico che quello della salute, perché basta andare a Comiso, a Melilli, a Gela, andare nei posti più colpiti
dal colonialismo italiano e vedere quante famiglie, almeno ogni famiglia, uno, due componenti che hanno un tumore o un cancro, eccetera, eccetera. Nascono bambini sordi, bambini che hanno problemi anche fisici, e non si capisce il perché. Ad Augusta ci fu una lotta di un grande sacerdote anche su questa cosa, e proprio per questo dobbiamo capire che il colonialismo nasce soprattutto nella questione economica, laddove per esempio ci sono le multinazionali come Eni, come Erg, che hanno sfruttato fino all'ultimo goccio di petrolio questa isola, e noi abbiamo pagato la benzina a 2 euro quando avremmo dovuto pagarla a 30 centesimi, 40 centesimi. Questo è il vero problema della Sicilia, la lotta alle grandi multinazionali che vengono qui e chiaramente fanno quello che hanno fatto agli indiani d'America, quello che fanno in Africa, perché chiaramente i paesi più sfruttati, casualità, più ricchi, sono anche più poveri. Certo. E ti senti di dire, ho quasi paura a farti questa domanda, ti senti di dire qualcosa all'attuale governatore, giusto? Non presidente, come dici tu, comunque Annello Musumeci, e soprattutto cosa ti senti di dirgli in merito, scendiamo proprio nell'attualità, in merito alla gestione un po' anche di questa situazione dovuta al lockdown, eccetera, senza essere troppo, no? Perché ho quasi paura, però vogliamo sapere, ecco, hai l'opportunità di fargli sapere qualcosa. A me si è concesso che lui mi risponda, ma non lo farà perché chiaramente lui è il governatore, perché il presidente del popolo siciliano giura fedeltà allo Stato d'autonomia, e lui gli chiedo di vergognarsi per le sue calunnianti testimonianze contro lo Stato d'autonomia ottenuto, gli ricordo, col sangue di tante persone. Noi abbiamo ancora in vita la figlia di Antonio Canepa, che si chiama Teresa Canepa, che nel 92, credo, in quegli anni lì, 92 o 96, non mi ricordo, vi prego di aiutarmi in questo, si candidò nelle liste di Noi Siciliani per l'Indipendenza, che fu uno di quegli esperimenti in questi 75 anni che funzionò. E gente che ha perso figli, fratelli, che hanno perso realmente in quella battaglia che viene teorizzata come qualcosa di inutile, di inesistente, che fu l'esercito volontario indipendentista siciliano, e che hanno ottenuto realmente con il sangue dei nostri martiri siciliani uno statuto d'autonomia che era veramente il fiore all'occhiello da un punto di vista ingegneristico costituzionale. E lui dovrebbe vergognarsi costantemente quando sputa sui morti, perché non si rende conto che dire che l'autonomia oggi in Sicilia, lo ha scritto lui, quindi dovrebbe lui rivedere le sue posizioni, che quando scrive che sull'ultimo articolo sulla Sicilia che appunto lo Stato d'autonomia non è adeguato, che ormai l'articolo 31 con buona pace di tutti deve essere cancellato, in quanto, ricordiamo, l'articolo 31 dice che il presidente del popolo siciliano è il capo della polizia e quindi può assolutamente gestire le situazioni, soprattutto in un periodo come quello del Covid. Diventa davvero imbarazzante. Io consiglio che lui vada a studiare immediatamente quali sono gli articoli della Costituzione siciliana e che si renda conto del pastrocchio e dell'inadeguatezza personale nel posto che lui ricopre, che andrebbe assolutamente rivisto, anche perché se lui parla della questione siciliana, soprattutto liquidandosela come qualcosa di ormai fuori il tempo, quando, ricordiamo benissimo, sono riusciti a spalmare i morti come se fossero porci, e chiaramente è ovvio e va da sé che non erano i loro morti. Ti riferisci allo spalmamento dei morti del Covid, tu dici, no? Quella in base a quei dati falsificati, ti riferisci a quello? Che ancora ovviamente si deve verificare se poi la magistratura dirà questa cosa qua, che veramente dalle intercettazioni che si sono ascoltate davvero imbarazzante. Noi non abbiamo attualmente l'assessore alla salute, che ricordiamo è equiparato a un senatore della Repubblica, quindi ha un guadagno di un senatore della Repubblica, e non averlo in Sicilia in questo momento drammatico in cui lui ha preso questa delega diventa davvero
confuso, direi. Io lo trovo una persona assai confusa. Riproporre la sua candidatura diventerebbe veramente un problema per noi siciliani. Noi siciliani per indole dobbiamo tendere assolutamente alla liberazione del nostro popolo, e quando mi si dice a me, parlando anche con le persone, il 1861 ci hanno rubato, hanno portato i nostri filani, le nostre industrie tessili, li hanno portati a Biella, era il 1861. Io vi rivolgo a tutti i siciliani di buona creanza, che hanno un minimo di intelligenza: se io venissi a casa vostra e rubassi tutte le vostre tutto ciò che i vostri genitori vi hanno lasciato, quindi le case, il terreno, la casetta, non so che cosa, qualsiasi cosa, la macchina, eccetera, quello che vi lasciano in eredità, e io lo derubassi e quindi voi restate senza niente, i vostri figli come sarebbero? È una domanda. Ecco, la Sicilia, noi siciliani siamo esattamente come quei figli vostri che sono stati derubati, hanno derubato i nonni, e noi siamo in questa situazione. Considerate che noi purtroppo siamo, dicono italiani, dal 1861, ovvero 160 anni, che in un comparto storico è esattamente la vita più o meno di 2 persone, più o meno, ok? Quindi se noi analizziamo questo, dovremmo analizzare il fatto che abbiamo un personaggio che non è il presidente del popolo italiano, e quindi è venuto meno al giuramento verso lo statuto, che governa questa Sicilia in modo assolutamente arbitrario, senza tenere conto della Costituzione a cui lui ha prestato giuramento. Questo la dice tutta per dirgli: si vergogni. Allora concludiamo questa breve intervista ricordando l'appuntamento del 29, e quindi invitando chi può, chi vuole, insomma chi abbia interesse a partecipare. Quindi dici dove si terrà esattamente e tutti i dettagli. Saremo all'hotel a Pergusa, all'hotel Riviera, dove ci sarà il Parlamento Ombra, così chiamato, che si riunisce, fatto dai componenti di ogni singolo partito autonomista, indipendentista, e anche qualche gruppo meridionalista che ci affianca nella battaglia, che noi abbiamo accettato proprio perché comunque siamo in una lotta importante, e quindi siederanno in questo parlamentino in cui si confronteranno. L'unica cosa di positivo che c'è attualmente è che si discute per cercare un unico obiettivo e un unico programma condiviso, attraverso il quale le varie parti si inseriscono per poi trovare un binomio comune per andare avanti. Cosa nascerà io non posso dirlo, io posso semplicemente cercare di veicolare quanto più possibile i signori della vecchia generazione a qualcosa di importante, di imponente, proprio perché abbiamo la necessità, soprattutto la mia generazione e la generazione futura che verrà, di avere un importante contenitore attraverso il cui potersi in qualche modo incastrare, inserire, dove poter crescere. La prima delle cose fondamentali del partito o del movimento è la scuola politica, che deve fare uscire la futura classe dirigente del nostro futuro. Noi oggi non possiamo pensare di vincere senza pensare a un futuro migliore fatto da gente migliore. Ok. Ti ringrazio molto per averci concesso questi minuti, e tengo a dire che appunto Mirko Stefio non appartiene politicamente a nessun partito specifico, ed è proprio per questo che abbiamo voluto intervistarlo, perché lui, in quanto promotore di un movimento Generazione Basta Già, che vuole essere così un po' la spina nel fianco, no? Dei partiti italioti, che vuole cercare di unire, ecco, questo è il tentativo di Generazione Basta Già, un movimento di pressione, correggimi se sbaglio, che cerca di un attimo creare un'unica grande forza, e quindi speriamo che ci riesca, al di là di quelle che possono essere le nostre idee politiche eccetera, perché è giusto comunque che ci si confronti fra, no? Cioè è giusto che la Sicilia abbia una sua rappresentanza forte, a prescindere questo, e quindi speriamo che ognuno metta da parte i propri interessi, chiamiamoli personalistici, per il bene della Sicilia. Ti ringrazio, un saluto.
Grazie a tutti voi e cerchiamo di pensare alla nostra terra e ai nostri figli. Antudo. Solo una cosa.